Domenica 23 marzo al Teatro Accademia di Conegliano si è tenuto Melodia e Pathos, il concerto per violino e orchestra opera 61 e la celebre quinta sinfonia del genio Beethoven. Sul palco l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il violino solista di Vikram Francesco Sedona e la bacchetta del maestro Aurelio Canonici. Il concerto, realizzato grazie al contributo del Comune di Conegliano, fa parte della rassegna Conegliano Cultura Giovani in Musica. Abbiamo raggiunto al telefono Cristina Sardi, assessore alla cultura. La melodia del concerto per violino orchestra di Beethoven è famosissima e molto molto bella, quindi per non parlare poi della la sinfonia numero 5, che è forse uno dei momenti più alti della musica del grande compositore Beethoven, sicuramente il pathos. Spesso guardiamo all'estero per la facilità con cui riescono a portare la musica tra le fasce più giovani della popolazione. A Conegliano gli appassionati alla musica classica non sono bastati a riempire il teatro. Avere il teatro pieno, un teatro poi come Accademia, che è un teatro di 800 con la possibilità di avere 800 posti, è difficile da riempire, però se lei pensa che un teatro come il Da Ponte ha 420 persone, lì avremmo riempito sicuramente. Noi abbiamo questa struttura e credo che i numeri che abbiamo avuto, ma non solo con questo concerto, ma anche con il concerto con l'orchestra Nona Onis e la pianista Chiara Bleve, che è stato fatto il 27 di febbraio, anche lì abbiamo raggiunto lo stesso numero di persone e secondo me è una conferma. Questo concerto è stata la conferma che c'è interesse nella città per questo tipo di eventi, che ci sono stati ma molto sporadici. Quest'anno invece abbiamo cercato di avere almeno 2 eventi di qualità e poi vedremo che cosa riusciremo a fare per il prosieguo della stagione.